Torna la calma dopo la settimana di passione in seguito alla pesante sconfitta di Bergamo. La vittoria contro il Cagliari, un vero toccasana per l'Udinese. Il gioco latita nel grigiore dello stadio Friuli. L'Udinese si rispecchia nei lavori in corso d'opera. Per Guidolin non è ancora giunto il tempo di levare il cartello The Work in Progress. Accontentiamoci del bicchiere mezzo pieno. Alla fine il calcio non è una scienza esatta e quello che conta è vincere senza tanti fronzoli. Segna Danilo la rete del vantaggio, davvero rapace d'area di rigore. Punizione di Di Natale, testa di Ertò e rete del centrale brasiliano. Totò Di Natale, il capitano, segue a ruota l'arrivo dell'autunno, ma quando si illumina non tradisce. Inventa una punizione magistrale, disegnando una traiettoria in sintonia con il periodo, a foglia morta, che non lascia scampo all'estremo difensore sardo, mettendo in cassaforte i 3 punti per i friulani. Lo stesso si divora poco dopo il raddoppio personale, che sarebbe valso il 3-0, ma anche i campioni hanno un'anima e a Totò si perdona tutto. La difesa balla ancora, frizione da registrare, ma siamo a buon punto. Centrocampo per ora tanto muscolare ma poco fosforo, fondamentale per ambire alla quota Europa. L'attacco a corrente alternata. Nico Lopez ha svolto il compitino, la stoffa c'è, il Gnigno ha bisogno di giocare, come il Mago e Muriel. Ma non entriamo in questioni tattiche, altrimenti qualcuno si arrabbia. Ora la pausa per gli impegni delle nazionali. Si riprende sabato 19 ottobre in un San Siro deserto, per decisione del giudice sportivo. Milan-Udinese a porte chiuse per cori razzisti da parte della curva rossonera.